Amici di Fanner, sfida di alta classifica al Trullo qui per la settima giornata di Serie A2 Girone Sport City. Si affrontano Utor e Dia Solution e Consorzio Siman. Utor quarto in classifica contro i mattatori del girone della Dia Solution. Ci sono tutti gli ingredienti per un match molto interessante. Tutto è pronto per questo calcio d'avvio fra Utor e Dia Solution e Consorzio Siman. Si aspetta che il pallone venga posizionato sulla metà campo. Sarà l'Utor a dare il via alle ostilità. Totaro sul punto di battuta per la centrata insieme al capitano Pettorelli. Ancora qualche problema forse per il pallone. Ricordiamo che è una sfida di altissima classifica perché il Consorzio Siman è primo a 16 punti e l'Utor è quarto a 10. Ha questa grande occasione per avvicinarsi alla vetta. Partiti intanto. Pallone sulla destra, subito pressing alto da parte dei primi in classifica. Rimessa Utor, lancio lungo che finisce sulla rete sovrastante. Pallone in possesso del Dia Solution. Lancio lungo e subito il fischio del direttore di gara per un'entrata abbastanza dura sul numero 7 di Michele. Calcio di punizione Dia Solution. Contrappassi l'arbitro. Per fischiare il direttore di gara parte il calcio di punizione, il destro, e finisce in calcio d'angolo il pallone. Ancora il Dia Solution, cross in mezzo e la grande occasione con il capitano che ferisce sul fondo. Allora vicino al gol Tamburlani. Ora è pronto Bucci al rinvio lungo. Palla alla difesa. Pettorelli. Lungo lancio a cercare ottimamente il suo compagno che secondo la toccata con la mano, ma arriva in ritardo il fischio dell'arbitro. Proteste in campo. Lungo lancio ancora sulla sinistra a trovare il varco per Dia Solution. Ottimo il dribbling di Tamburlani, ancora dal limite il sinistro. Pallone che rimane lì e poi la conclusione di Di Michele che finisce in fallo di fondo. Rimessa a calcio di punizione addirittura chiamato in favore dell'Utor. Subito un chiarimento in campo fra il direttore di gara ed Euseppi per il fallo di mano fischiato in precedenza. Si può riprendere con l'Utor che manovra sulla destra. Approfitta ora di un fallo laterale. Si ricomincia dall'estremo difensore Bucci.
perde una sanguinosa palla, ne può approfittare Di Michele e sull'errore della difesa arriva il vantaggio del Dia Solution. Di Michele 1-0. Errore sanguinoso della difesa dell'Utor, non ha perdonato il numero 7 in maglia nera che ha scaricato il destro in porta. Ancora una conclusione, la grande parata da parte dell'estremo difensore dell'Utor. Subito un altro pericolo per la difesa in maglia bianca che deve assolutamente scuotersi. Lungo rilancio controllato dalla difesa del Dia Solution. Qui un altro errore, stavolta in maglia nera, che stava per favorire una facile conclusione dell'Utor, che manovra con il pallone messo in fallo laterale. Lungo rilancio del Dia Solution, allontana il difensore dell'Utor, pallone che resta al limite dell'area, cerca la conclusione con il destro Totaro, deviata in fallo laterale, ma primi segnali di ripresa da parte della squadra in maglia bianca. È angolo per l'Utor. Calcio d'angolo col sinistro, pallone che rimane lì, allontana la difesa in maglia nera. Pallone che diventa addirittura un assist, ottima la giocata di Battistini. Quota 7 gol il bomber in maglia nera, che è riuscito a guadagnare il massimo in quell'occasione. C'è una rimessa laterale. Rimessa in mezzo, riesce a spazzare la difesa dell'Utor e a ripartire. Pallone manovrato in mezzo al campo, allontanato ancora da Di Michele, poi Eusebi cerca di lavorare il pallone Battistini, una rimessa in favore dell'Utor, già battuta con Pettorelli. Pallone a cercare Totaro che non lo controlla, riconquista il pallone di Solution e si invola sulla sinistra, poi il tentativo col mancino, tiro cross pericoloso. Dalla rimessa Bucci, controlla male però il calciatore in maglia bianca, favorendo la rimessa laterale in favore del Dia Solution. Ottimo l'1-2 con il capitano che crossa in mezzo a respingere la difesa dell'Utor. Col tacco poi cerca il numero fischiato dal direttore di gara, un calcio su Pettorelli. Calcio di punizione Utor, taglia tutto il campo Eusebi. Buon lavoro di sponda da parte di Battistini, poi dal limite il tentativo, murato in fallo laterale, ma l'Utor dà segnali di ripresa. Pallone in mezzo, ancora al limite il destro da parte di Totaro, che poi guadagna un fallo.
per l'intervento scomposto da parte di Tamburlani. Sembra volersi incaricare della battuta Totaro. Vediamo quanti uomini deciderà di mettere in barriera Pividori. 3. Buona occasione questa per tentare una battuta diretta in porta. Da come si è posizionato Totaro potrebbe calciare a giro. Pronto Pividori che aspetta solo il fischio dell'arbitro. Arriva in questo momento, parte Totaro che colpisce in pieno la barriera, poi il pallone rimane lì e ci prova Eusebi che colpisce la difesa della Dia Solution, poi rilancia senza troppe pretese tra i piedi di Bucci. Ottimo doppio dribbling sulla sinistra da parte di Pettorelli che poi converge verso il centro. Tocco morbido, ma è Tamburlani a controllare, a far ripartire i suoi. Bravo Tamburelli ancora nell'azione di contrasto. Perché poi Tamburlani che generosamente va a tentare di allontanare il pallone, ma era finito già fuori. Eusebi gira in mezzo, ora sulla destra, pallone catturato dalla difesa del Dia Solution che trova un ottimo varco però sulla corsia mancina, il cross in mezzo ripiato, alla fine arriva la grande parata. Ottimo intervento di Bucci. Ancora un calcio d'angolo in favore del Dia Solution. Al limite il tentativo col sinistro che finisce fuori. Chiede il pallone di riserva il portiere Bucci perché quello calciato si è incastrato nella rete. Difficile da riprendere in pochi secondi. Arriva puntuale l'altra sfera che controlla Tamburlani in questo momento con la solita eleganza, la serve sulla sinistra, cerca il servizio al limite dell'area ma recupera la difesa dell'Udor che può ripartire. Ottima l'azione solida del capitano con il destro, realizza un gol pazzesco, tiro imparabile ed 1-1 Utor. Pareggio pazzesco poi dalla centrata, subito il tentativo di Di Michele con la risposta di Bucci. Partita molto divertente fino a questo momento, siamo al 12° minuto più o meno di questa prima frazione. 1-1 fra Dia Solution e Consorzio Siman ed Utor che si giocano punti importanti per rimanere nelle zone alte della classifica. Qui rischia da morire il Dia Solution con questo pallone calciato orizzontalmente, quasi Utor riusciva a controllare. Ottimo il controllo qui e il tentativo subito con il destro che finisce di poco fuori. Spinge l'Utor dopo essere passati in svantaggio, tra l'altro il pareggio con questo gol pazzesco. Adesso prova addirittura a portarsi in vantaggio, nonostante la squadra di fronte è sempre prima in classifica. Qui azione insistita, pallone che stava per giungere a Di Michele, in mezzo a due il numero 7, ottima che si incunea ma subisce fallo da parte di Pettorelli che stringe la mano a Di Michele. Bravissimo il numero 7 in maglia nera a incunearsi per due calciatori dell'Utor costretti al fallo, ed è calcio di punizione che batterà Tamburlani.
schiera a 3 per gli uomini dell'Utor e Tamburlani è pronto col sinistro. Ovviamente una conclusione a giro o un tiro diretto in porta. Parte Tamburlani, il sinistro che finisce abbondantemente fuori, nessun problema per Bucci. Pronto l'estremo difensore che ha subito rimesso in gioco. Eusebi controlla questo pallone, lo rilancia, ottimo il controllo al volo da parte di Gambuti, e poi serve Tamburlani, ancora Gambuti, il tocco morbido a cercare un suo compagno, respinge la difesa, contrasto in metà campo, ma il pallone è uscito secondo il direttore di gara, rimessa Utor. Controlla il pallone Totaro, lo soffiano i difensori del Dia Solution ed arriva il primo time out di questo primo tempo, 1-1 quando siamo giunti al 16° minuto. Tutto è pronto per riprendere il gioco con la rimessa in calcio di posizione in favore del Dia Solution e Consorzio Siman. Calciato forte in mezzo all'area, pallone che rimane lì, alla fine Bucci lo blocca saldamente, rilancia subito per il capitano Pettorelli, si accentra il numero 7, decide di cambiare lato, tiro cross che allontana la difesa del Dia Solution, ancora Pettorelli con le mani, Totaro, ottimo per Eusebi che prova al volo. Buono il coraggio del numero 3, meno l'esecuzione che finisce addirittura in fallo laterale in favore del Dia Solution. Lunga rimessa di Michele contro Eusebi, stavolta è bravo il numero 3 non farsi sorprendere a mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa dello stesso di Michele in mezzo, pallone che taglia tutta l'area, alla fine spazza la difesa dell'Utor che prova a ripartire in contropiede con la giocata di Salini, rimessa affidata a Eusebi dai piedi di Pettorelli, ancora Eusebi, tenta il lancio lungo nella terra di nessuno. Il rilancio per il tentativo di testa che colpisce la traversa da parte del capitano Tamburlani. Vicinissimo al vantaggio il Dia Solution. Direttamente dal rinvio di Pividori il colpo di testa di Tamburlani che ha in pallonetto sorpreso l'estremo difensore Bucci, preso in pieno la traversa, sfortunata in questa occasione il Dia Solution che adesso approfitta di un calcio di punizione. Battuto direttamente in porta, Bucci, il pallone rimane lì, Tamburlani non riesce a tramutarlo in gol. Ancora rimessa in favore della squadra in maglia nera, Tamburlani in mezzo, pallone che finisce direttamente sull'esterno della rete.
Bucci è pronto alla rimessa per Totaro, ben controllato da Gambuti. Allora Pividori pronto alla rimessa. Lungo rilancio poi di testa Tamburlani che cercava il servizio per Sozzi. La gira Sozzi di testa, poi Di Michele al volo. Che bella azione del Dia Solution. Ricomincia dalla sua area di rigore Luthor, allontana Salini, prova l'aggancio Totaro, era difficile, pallone in mezzo al campo orchestrato da parte di Bargellini, perde ancora palla però la squadra in maglia nera, la riconquista un onnipresente Pettorelli, tanti contrasti adesso, prova ad uscire Tamburlani, con grande eleganza ricomincia dalla sua difesa. Pochi minuti al termine del primo tempo. Gambuti prova il servizio in mezzo, deviato da Pettorelli, deve concedere Eusebi il calcio d'angolo che probabilmente batterà Gambuti. No, rimessa laterale. È pronto il numero 5. Diventa un cross, tutti a vuoto, poi con la mezza rovesciata in mezzo, pallone che rimane lì. Alla fine Bucci riesce a farlo suo. Lo rilancia immediatamente per Totaro, questa volta controlla ma non riesce a girarsi. Arrivano i rinforzi da dietro e la rimessa è in favore dei ragazzi in maglia bianca, con il capitano che la batte. Totaro la gira saggiamente sulla destra. Battista in mezzo a cercare il suo compagno. Nessun brivido per la difesa del Dia Solution. Già rinviato Pividori alla ricerca di Battistini, che non riesce a trovare l'aggancio. Allora si ricomincia dalla difesa del Luthor sulla destra. Prova a ripartire in contropiede il Dia Solution, scarica con tutta la sua potenza la conclusione verso la porta Bargellini, ma pallone è deviato alla fine. Luthor guadagna addirittura la rimessa. Con i pressi dell'area di rigore, qui rischiosissimo ma efficace alla fine il passaggio di Pettorelli, che incita i suoi ad avere più carica. Manca davvero poco alla fine del primo tempo. Qui Di Michele dal limite dell'area prova la conclusione murata in fallo laterale. Bargellini, il metronomo del Dia Solution. Partono da lui tutte le azioni della squadra in maglia nera. Qui il cross in mezzo a cercare ancora la sponda. Controlla Pettorelli che appoggia Eusebi, perde un pallone sanguinoso Eusebi ancora, poi lo riconquista, ma che rischio. Pettorelli si guarda intorno, il numero 7 poi con la sciabolata morbida sulla destra prova a servire i suoi compagni, azione imperiosa della difesa del Dia Solution che poi subisce fallo. Però è da ripetere, qualche scaramuccia fra Pividori e Totaro porta la calma il direttore di gara. È pronto Gambuti. Sembrano animi chiariti in campo. A Pividori che tocca per Fiorini. Lungo lancio di Fiorini che diventa quasi un tiro. Bucci blocca. Lungo con le mani Bucci. Controlla Totaro al limite dell'area. Prova a girarsi il numero 9. Scarica al sinistro. Pallone fuori. Ancora Pividori. Lunghissima rimessa. Che gittata con le braccia. Pallone che arriva addirittura al suo collega Bucci.
che non è da meno comunque nella rimessa con le mani, controlla la difesa, si inserisce però pericolosamente per Totaro col mancino, vicinissimo al 2-1 Luthor. È andata proprio alla fine del primo tempo, vicino al vantaggio, la squadra in maglia bianca. Ora riparte il Dia Solution con il tentativo con il destro, un gol incredibile da parte di Bargellini che la mette proprio sotto al 7, 2-1 Dia Solution. Colpito Freddo Luthor dopo che era andato vicinissimo al vantaggio con Totaro. Bargellini colpisce con un destro perfetto quando arriva alla fine del primo tempo, proprio sullo scadere. Dia Solution e Consorzio Siman 2, Utor 1. Ci sentiamo per la ripresa. Tutto è pronto per la ripresa, prova subito dalla centrata il capitano Tamburlani, pallone che finisce fuori. Ricordiamo il parziale del primo tempo, Utor 1, Dia Solution e Consorzio Siman 2. Rolla in mezzo al campo Luthor. Con Salini che deve tornare indietro, attenzione al pressing, ne esce bene stavolta la squadra in maglia bianca. Poi arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Salta Tamburlani, pallone che rimane pericolosamente lì, prova il tentativo al volo Pettorelli, decisamente alto. Rimessa per Pividori che ha già battuto. Uno, due in mezzo al campo, molto elegante per il Dia Solution che poi prova la conclusione. Il pallone che rimane lì con il destro, non riesce nel tap-in vincente, incredibile. Andato vicino al 3-1 Battistini, ma la respinta della difesa con la grande parata di Bucci ha fatto il resto. Dia Solution vicinissimo al 3-1. Ora prova a ripartire Luthor. Salini, pallone già riconquistato da quest'altra parte. Battistini contro due difensori riesce a mantenere il possesso del pallone. Poi arriva il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione assegnato in favore del Dia Solution per l'intervento su Battistini. Non c'era chiarezza all'inizio, dato che non indicava la direzione del calcio di punizione. Ora è tutto chiarito, è per la squadra in maglia nera. Battistini può tentare cross in mezzo. Bucci si lamenta con la sua difesa, solo un uomo in barriera. Battistini è pronto a battere. Tiene solo il fischio dell'arbitro. Parte Battistini, il tocco corto per il tentativo del numero 6. Non perfetta questa azione del Dia Solution. Salini ancora a cercare il
Pallone in mezzo, allontana la difesa del Dia Solution. Questa palla con grande caparbietà in mezzo al campo, Dia Solution. Intervento sul numero 4, lascia, scorre l'arbitro per il vantaggio, Battistini si mangia un gol davanti alla porta. Ha già battuto Luthor, pericolosissimo ancora il numero 9 che poteva portare i suoi sul doppio vantaggio in 2 occasioni in questo secondo tempo. Salini, Pettorelli, tocco per Totaro che può provare il destro e si allunga Pividori. Studio da farsi, la difesa del Dia Solution, lungo lancio a cercare e trovare molto bene il capitano che converge verso il centro. Alla fine il tentativo dalla distanza di Bargiallini, nessun problema per Bucci. Bargiallini autore dello splendido 2-1 che fino adesso decide il match. Manovra Luthor sulla sinistra. Buono il tocco dal limite per il tentativo da parte del numero 79 De Luca. Pallone che è stato ribattuto dalla difesa. Ancora il Dia Solution con Battistini che si gira bene stavolta. Battistini contro la difesa del Luthor. Caparbio il numero 9 che vince un paio di contrasti. Poi la serve per il capitano che prova il mancino murato. Tamburlani per Rondina. Ancora Tamburlani. Contrasto vinto dal numero 10, poi prova il dribbling, ma è calcio di punizione. Irruento l'intervento del calciatore in maglia nera che chiede scusa ed è calcio di punizione Utor. Lungo da quest'altra parte a cercare, trovare la sponda di Totaro per De Luca che dal limite provava la conclusione, poi Pividori che per spazzare manda fuori dal campo. Si dovrà ricorrere all'ennesimo pallone di questa partita. De Luca pronto a battere il tiro dalla bandierina. È laterale però secondo l'arbitro, già battuto, cross pericoloso messo in mezzo. Bucci. Luthor che non riesce a trovare facili soluzioni, ora allarga sulla sinistra. Si chiude bene il Dia Solution. Noi siamo giunti al 10° minuto più o meno di questo secondo tempo. Buona qui l'azione da parte di De Luca che prova a mettere il pallone in mezzo, tocca il montante ma alla fine è rimessa al fondo per Pividori. Lungo rilancio murato, rimessa per il Dia Solution. Tentativo dalla distanza deviato da parte di Rondina. Sta per diventare un'azione pericolosa, casuale la conclusione del numero 4. Sta per creare più di un grattacapo a Bucci. Allora ancora gestito da De Luca che sta dando grandi fiammate al suo attacco. Qui riesce a vincere il contrasto. Sta per calciare in porta, poi anticipato. Ci vuole più attenzione in queste coperture difensive per il Dia Solution, ma buona l'azione di De Luca. Non ancora in possesso del Luthor. Salina prova a mettere il pallone in mezzo, deviato, sarà tiro dalla bandierina.
in favore della squadra in maglia bianca. Cross in mezzo a cercare la spizzata, pallone che finisce in fallo laterale da quest'altra parte, sempre in favore dell'Utor. È stato un calciatore in maglia nera ad allontanare il pallone. La rimessa Utor sempre con le mani, il tocco di testa, a cercare la soluzione da fuori, ma si chiude ancora la ripresa del Dia Solution, che può essere pericolosa in contropiede. Qui tocca il pallone, secondo l'arbitro, nel contrasto il calciatore Salini, non nel secondo. Stavolta c'è il fallo fischiato in favore del Dia Solution. Mentre viene riportato il secondo pallone che era stato allontanato, e time out questa ripresa. Tutto è pronto a riprendere, per riprendere il gioco dopo il time out di questa ripresa, quando siamo giunti alla metà di questo secondo tempo. Ricordiamo il parziale: Utor 1, Dia Solution e Consorzio Siman 2, che in questo momento volerebbe in classifica a 19 punti. Ora un fischio dell'arbitro, punizione nera. Battuta in questo momento. Cross in mezzo. Ottima la sponda con il tacco di De Luca per Totaro, che è rientrato. Intelligente il suo tocco sulla sinistra a cercare la manzana di Eusebi, ma chiude bene la difesa in maglia nera, che qui riparte con il capitano che ha qualche problema nel controllo. Allora ne approfitta l'Utor, ancora con Totaro che controlla questo pallone. Serve la corrente Barretta, che sbaglia la dose del cross, già ripartita con il lungo rilancio del portiere a cercare Tamburlani. Pressing alto della squadra in maglia nera, arriva il fischio dell'arbitro, stavolta il fallo è per l'Utor. Barretta si imbola sulla destra, prova il cross in mezzo, ma è buona secondo il direttore di gara, il pallone non è uscito. Allora si riparte con la giocata ottima del capitano per la corrente 1 contro 1, scarta il portiere, poi bravissimo Bucci in calcio d'angolo. Che parata dell'estremo difensore dell'Utor. Cross in mezzo, qui arriva ancora il colpo di testa, ma Dia Solution che è andata a un passo dal 3-1. Utor deve ringraziare il suo estremo difensore, qui subisce il fallo De Luca. Calcio di punizione per i ragazzi in maglia bianca. Sul punto di battuta Giancipoli. È pronto Giancipoli, parte con il tocco per il tentativo al limite dell'area, murato dalla difesa del Dia Solution, che riparte con Bucci, piattone lungo. Ottima l'azione in sfondamento da parte di Battista, poi però riconquista il possesso del Dia Solution. C'è il fallo fischiato dal direttore di gara. È battuto l'Utor, prova il destro che finisce fuori. Pividori pronto dalla rimessa.
fischiato dall'arbitro con ritardo in questo momento, subito da Rondina. Pronto a batterlo Bargellini. Bargellini prova addirittura la conclusione che finisce abbondantemente alta, pallone per il portiere, arriva al secondo time out di questa ripresa. Entriamo in cronaca dopo il secondo time out, mancano pochi minuti alla fine del match. Luthor è ancora in corsa ma a condurre il Dia Solution e Consorzio Siman per 2-1. Lancio in avanti, il grande intervento da parte di Pividori, ma gioco fermo, ma che parata aveva fatto l'estremo difensore del Dia Solution con il piede, ripreso pazzesco. Condizione che verrà affidata proprio a Pividori. Lungo lancio che è un servizio direttamente al suo collega Bucci, autore anche lui di parate molto importanti questa sera. Ultima quella che ha salvato il risultato, qui dal limite prova il sinistro Napoleone di poco fuori. Parte il Dia Solution, la gira con il capitano da solo davanti a Bucci, prova il sinistro fermato all'ultimo e poi nessun problema sulla conclusione di Battistini, ancora pericoloso Tamburlani. Lungo lancio di Bucci, respinge non senza difficoltà la difesa, prova a saltare De Luca di testa e allora non fa problemi Bargellini che rilancia in avanti, insiste Luthor. Pallone girato qui sulla destra per Varretta che stava per perdere un brutto pallone con il pressing di Battistini. Ancora Varretta. Il rasoterra a cercare De Luca, recupera Tamburlani. Subisce un calcio, l'urlo scuote il centro sportivo del Trullo, chiede subito scusa l'autore del fallo, si può riprendere senza problemi. Il servizio in avanti del Dia Solution ma respinge la difesa del Luthor. Pallone sulla destra per Napoleone, la porta sul sinistro, Napoleone prova l'incursione fermata alla fine, poi il tentativo con il destro, nessun problema per Pividori. Ancora in avanti Dia Solution, lungo lancio del Luthor a cercare Totaro, si inserisce De Luca, alla fine riesce a spazzare la difesa ma è ancora il pressing dei calciatori in maglia bianca, stavolta perdono palla però ma sono con Battistini che prova a incuniarsi, prova il destro Battistini ed arriva il 3-1 del Dia Solution, la tocca Bucci ma non basta. Dalla centrata subito prova il tentativo Totaro, pallone che non può neanche, tentativo non può neanche essere finito come tiro, che si perde sul fondo. Mancano 5 minuti alla fine del match, ha trovato il 3-1 Dia Solution con Battistini. Napoleone, Bucci che rilancia lungo,
non si capisce, la difesa del Dia Solution, approfitta Napoleoni e serve Salini al limite dell'area per De Luca che scivola sul pallone, c'è fallo secondo il direttore di gara, sarà calcio di punizione da posizione piuttosto pericolosa per il sinistro di Napoleone, infatti ha già raccolto la sfera, pronto a calciarla. Barriera 3 per il Dia Solution. Aspetta solo il fischio dell'arbitro, si è giunto un uomo in barriera, studia il piazzamento di Pividori, Napoleone. Posizione piuttosto comoda per il suo sinistro. Fischia l'arbitro. Parte il numero 11 col mancino ed il miracolo di Pividori. Calcio d'angolo Utor, battuto, già allontana la difesa del Dia Solution. Messa Utor in mezzo e di testa quasi trova il 3-2. Sta spingendo molto la squadra in maglia bianca, il Dia Solution sì, è forte del doppio vantaggio, ma deve stare attento perché non sta più trovando i giusti ritmi. Qui ancora dal limite Totaro che ci mette troppo a controllare questo pallone. Ragazzi, è laterale, allontana la difesa del Dia Solution, laterale, se ne incarica Barretta. Ottima la giocata di testa da parte di Napoleone per Salini. Servizio all'indietro, lungo lancio, nessuna deviazione secondo il direttore di gara, può andare alla rimessa lunga Pividori, sempre con le mani, Battistini che aggancia in due tempi, ottima la giocata del numero 9, arriva il fischio del direttore di gara, non per il fallo, è uscita, è pronto Barretta, più dietro per il direttore di gara. va bene. Barretta, Napoleone dal limite, prova il sinistro, stavolta finisce fuori, va a raccogliere la sfera Pividori. Lungo con le mani, Battistini alla sponda di testa, riesce a controllare la difesa dell'Utor, anticipato Napoleone dal solito e generoso Battistini che se la porta sul fondo, alla fine intervento in fallo laterale. Crampi per un difensore in maglia bianca, gioco interrotto. Mancano pochissimi minuti alla fine del match. Dia Solution con questa vittoria andrebbe a un importante vantaggio, si confermerebbe sempre più in testa del girone Sport City. Sarebbero 19 punti, 6 vittorie e un pareggio, cammino praticamente perfetto dei ragazzi in maglia nera che adesso usufruiscono di un calcio d'angolo, battuta di Michele, cross in mezzo per Battistini che non arriva alla deviazione vincente. Da ripetere la rimessa al fondo dell'Utor,
Bucci si affretta. Cross in mezzo, allontana la difesa del Dia Solution, completa poi il disimpegno male, però ne approfitta Salini che serve De Luca al limite dell'area, il destro e il buon intervento di Bividori. Calcio d'angolo Utor che ci crede ancora. Salini, ottimo il servizio all'indietro per il suo compagno che cede nei dribbling. Si chiude la difesa che rilancia in avanti, ma è esausto Battistini. È in pressing dal primo minuto della sua partita. Ancora Luthor. Lungo lancio. De Luca. Prova il gioco a due con Totaro. Pallone che si perde in fallo laterale. La rimessa del Dia Solution. Può ragionare il capitano Tamburlani che allarga sulla destra ed ancora una rimessa guadagnata in favore del Dia Solution. Emerge verso il centro la squadra in maglia nera, il sinistro e la parata di Bucci. Poi dalla distanza prova il tiro impossibile De Luca, apprezzabile il tentativo e finisce fuori. Ed arriva in questo momento il triplice fischio, vittoria per il Dia Solution e Consorzio Siman che si porta a 19 punti, onore delle armi a Luthor che ci ha creduto fino alla fine.